Tutti sul palco dell'Ariston sognano di portare a casa quel trofeo, un premio pensato, fatto e realizzato a Venezia. Da almeno 50 anni l'artigiano lagunare Cristiano Moschini con la sua famiglia è il fornitore ufficiale dei premi del Festival della canzone italiana di Sanremo. Siamo andati a trovarlo nel suo laboratorio vicino a Campo San Lio, dai Leoni d'Oro della Biennale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al Festival della canzone italiana. L'artista è sempre lui. La storia di Sanremo e del suo trofeo è antichissima, un po' come la tradizione della nostra azienda. Ha cominciato tutto mio nonno, per cui sicuramente almeno 50 anni fa abbiamo mantenuto un contatto importante appunto con il Comune di Sanremo, con l'Ufficio Turismo, quale fornitore ufficiale. Questo premio ha una particolarità e una diciamo difficoltà di esecuzione che diventa difficilmente replicabile da chiunque, e questo ne ha fatto un po' il fiore all'occhiello della nostra produzione. E quest'anno dovrebbe esserci anche un premio a sorpresa. Quest'anno invece, abbiamo unito al premio ufficiale anche dei premi alla carriera e un premio, che è una novità assoluta, da quanto ho capito, per il duetto che viene effettuato nella quarta serata. Con Sanremo normalmente si parte da dicembre già a cominciare le prime parti, perché, il Leone di Sanremo è decisamente una lavorazione particolare, perché c'è sì una fusione, che è la parte del leone in argento, ma tutti gli altri pezzi vengono cesellati e battuti e lavorati a mano dalla lastra d'argento, per cui richiedono tempo, attenzione e un'esecuzione particolare. La bellezza appunto di questo trofeo, essendo fatto di singoli pezzi fatti a mano, è che non è mai uguale a se stesso.